Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Mattia, secondo tempo molto buono per te, al di là del gol sbagliato che ancora ti farà un po' rosicare, come hai detto tu giustamente prima, poi è arrivato quello lì vicino al 90esimo che comunque vi ha evitato una sconfitta che avrebbe bruciato molto, anche perché sarebbe stata fondamentalmente immeritata. Sì, un buon secondo tempo, se avessi fatto 10 minuti prima quel gol forse l'avremmo vinta, però diciamo che è un punto guadagnato vedendo come si era messa la partita. Già mercoledì avevi dato una spinta diversa sulla sinistra, magari un po' più precisa rispetto a Moreno, comunque a livello di tempi e di cross. Oggi hai confermato questa buona sensazione. Chiaro è che ne deve giocare uno su quella fascia, ma il mister sa di poter contare e di tenere in conto anche te quando va a comporre la formazione. Sì, sicuramente io lavoro settimana in settimana per farmi trovare pronto e questo il mister lo sa. Oggi mi ha dato fiducia, mi ha messo dentro e ho ripagato la fiducia che mi ha dato. E con che sensazioni è andata a casa oggi? Con 2 punti persi vedendo il finale, ma comunque il punto non è da buttare via, ora pensiamo a domenica. Grazie Mattia, buon lavoro e complimenti. Grazie a voi. Lele, c'è molta incazzatura, non giriamoci troppo intorno per quanto è successo oggi qui allo stadio, un'incazzatura che va al di là del risultato. Sì, peccato perché meritavamo di più e l'arbitro ci ha un po' negato questa gioia che avevamo dentro. È un peccato perché comunque è un insieme di cose che non ci stanno girando bene. Ripartiamo dall'atteggiamento del secondo tempo, dalla voglia di non perdere il secondo tempo e andiamo domenica a fare un'altra battaglia. Mister ha detto senza mezzi termini che non è normale che ci siano troppe decisioni avverse nei vostri confronti, B, su di voi ha fatto i complimenti. Comunque dice, quando si portano a casa comunque dei risultati positivi da partite difficili come queste vuol dire che la squadra sta crescendo, sta diventando grande. C'ha ragione il mister, perché comunque la squadra c'è, lo stiamo dimostrando a piccoli passi, mettiamo in cascina questo punto, lavoriamo per migliorare il primo tempo perché non possiamo permetterci di essere così passivi e ripartiamo dal secondo, che invece c'è stata la voglia di portare a casa qualcosa di importante, che in questo momento è un punto solo, però se la squadra continua così le soddisfazioni verranno. Ecco, gli approcci, problema fisico, problema psicologico, problema tattico che poi si risolve via via. Qui abbiamo visto Lecco sempre uscire molto alla distanza e far più fatica nella prima mezz'ora, magari nel primo tempo. Quello è un aspetto da migliorare perché partiamo sempre un po' timorosi, cosa che non possiamo permetterci, perché se partissimo un po' più coraggiosi già dal primo tempo potremmo mettere seriamente già in difficoltà le altre squadre. Grazie Lele, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Mister, allora una partita a due facce nel primo tempo, al di là dell'occasione di Cristofoli, una mezza occasione poi non concretizzata da Bignotti, avete creato obiettivamente poco, non che siate state presi a pallate, comunque il Pontisola è stato più cinico sotto porta sicuramente con Correcino, poi nella ripresa, al di là dei logici contropiedi che avete dovuto concedere per andare a recuperare questa partita, ci avete messo sicuramente molta più voglia, grinta, cuore, ovviamente poi giocando con 8 giocatori offensivi qualcosa deve succedere, così è stato. Sì, abbiamo giocato con grande coraggio la seconda parte, la prima parte volevamo controllarla, devo dire che il gol che abbiamo subito è stato un errore col reparto schierato, quindi non era preventivata questo tipo di situazione, purtroppo c'è stata, volevamo studiare il nostro avversario che era primo e comunque ha dimostrato di essere una squadra esperta e furba. Nel secondo tempo abbiamo cercato, io ho cambiato sistema di gioco, prima passando a un 3-4-3 e poi passando a un 4-2-4, abbiamo provato in tutti i modi e ci siamo riusciti e potevamo anche secondo me vincerla per il numero di occasioni create. Devo dire che mi è piaciuto molto l'atteggiamento, secondo tempo i ragazzi ci hanno messo tutto e hanno voluto fortemente questo risultato che poteva anche essere migliore. Torni a casa con più certezze da questa partita o con più dubbi rispetto a quando l'avevi approcciata?
No, con delle risposte positive, perché ho visto il coraggio che ci va per giocare a Lecco e soprattutto ho visto tutti i giocatori, sia quelli che sono partiti dall'inizio e quelli che sono entrati, avere un atteggiamento diverso da quello forse del primo tempo, dove non siamo riusciti ad esprimere oggettivamente le qualità che abbiamo. Nel secondo tempo ho visto la squadra che vorrei vedere, coraggiosa, determinata, e forse con un pizzico di determinazione in più ancora potremo raccogliere sicuramente di più in futuro. Ingressi positivi anche quelli dalla panchina, come era successo soprattutto contro il Crema. Castagna ha dato una mano a Cristofoli a tenere più bassa il Pontisola in questo caso, Malvestiti, oltre ad aver segnato e aver sbagliato un gol praticamente identico solo con il piede destro, ha dato veramente tanto su quella fascia. Anche Compagnone è entrato bene, Cavalli ha qualità che conosciamo. Sì, per il discorso che riguarda Cavalli volevo dargli un mezzo turno di riposo, perché comunque lui mercoledì ha giocato con un'infiltrazione al ginocchio e si sta portando alcuni problemini già dal ritiro, quindi non volevo tirargli troppo il collo. Avevo Roselli, volevo giocare un po' più in copertura, studiare com'era il Pontisola, che era in una fase di grande autostima, e poi giocarmi le mie carte. La staffetta con Rosselli era preventivata, ma erano tutti e due stanchi, quindi l'idea era proprio quella di cambiare in corsa. Non pensavo di andare sotto il primo tempo, poiché onestamente si è inventato un gorrecino, altrimenti non ricordo grandi occasioni dei nostri avversari. E purtroppo non riusciamo a raccogliere quello che costruiamo, perché oggettivamente nel secondo tempo abbiamo avuto più di 2 o 3 o 4 palle gol importanti, con Malve, con con Cristofoli. Abbiamo avuto delle situazioni che, se siamo un po' più cinici noi, questa partita finisce 4-1. Infine, oggi nessun gol annullato, ma sembra sempre che la decisione, quella quella non limpida, quella non solare, sia sempre contro il Lecco. Sì, adesso, se prima c'era un dubbio, adesso mi sembra palese, perché ci hanno annullato 3 gol regolari in 2 partite. Oggi sono stati dati 4 minuti di recupero, quando è stato a terra 3 minuti solo Ferreira Pinto. Ci sono state, credo, 5 da noi e 3 sostituzioni da loro, o 4, quindi 9 sostituzioni nella seconda parte. Non è possibile. Alla fine c'era ancora un calcio d'angolo che l'arbitro non ci ha fatto battere, quindi mi sembra quantomeno palese la differenza di trattamento tra noi e le altre squadre. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a te. Music, news, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.